Ecco, grazie, ci ha raggiunti anche Alberto Giorgetti. Io vi ringrazio per aver risposto positivamente a questa nuova convocazione che noi abbiamo voluto fare e vi ringrazio e vi rubiamo anche poco tempo. La volontà era quella di chiudere appunto questa tornata elettorale che per noi è stata una bella avventura, e da parte mia ringraziare innanzitutto ovviamente i partiti che mi hanno sostenuto, la Lega Nord che è qui rappresentata da Giampaolo Gobbo, la PDL rappresentata da Alberto Giorgetti, dal vice coordinatore Marino Zorzato, e il Sbraghetto per l'Alleanza di Centro. Ringraziarli perché questo è un lavoro di squadra che è partito fin dall'inizio con questa nuova formula, no? del tavolo con le segreterie, e sono e resteranno per me gli interlocutori principali di questa bella avventura che mi dà molta responsabilità. Abbiamo dei progetti molto ambiziosi, ci rendiamo conto che i veneti con questo voto hanno scelto la via delle riforme, la via del federalismo fiscale, dell'autonomia, perché il voto è un voto politico, un voto che va solo in quella direzione. E amiamo anche ricordare nell'analisi del voto, nel fascicolo che vi abbiamo appena consegnato, che questa è stata anche l'elezione più plebiscitaria che il Veneto abbia mai conosciuto. 500.000 di voti in più rispetto alla media storica dei candidati presidenti, con il 10% in meno di affluenza alle urne. Quindi dobbiamo anche dire grazie ai tantissimi sostenitori che, a dispetto dell'astensionismo, sono comunque andati a votare. Ringrazio ovviamente tutto il mondo della stampa, della comunicazione, per il grande supporto che ci ha dato. Abbiamo approfittato della vostra disponibilità per parlare di progetti, di programmi, di preoccupazioni. È stata la campagna elettorale nel quale abbiamo parlato delle infiltrazioni malavitose nella nostra economia. Non possiamo non dimenticare che 475 inchieste sono aperte presso la Banca d'Italia, proprio in virtù del fatto che in mancanza della presenza del sistema di credito efficiente sui nostri territori si presentano i delinquenti nei capitali sociali. Abbiamo parlato del pericolo Cina e quindi di tutto quello che sono i pericoli della contraffazione e di queste enclave che comunque fanno concorrenza sleale nei nostri territori. Abbiamo parlato di federalismo, di riforme, abbiamo voluto candidare il Veneto a questa grande stagione, che è la stagione del federalismo fiscale, che è la stagione della piattaforma negoziale con Roma. Quindi prima il Veneto per noi significherà non solo applicare per primi i decreti del federalismo fiscale, ma significherà anche avviare da subito un tavolo, e voi lo trovate già scritto nel nostro programma, perché il nostro programma è stato ragionato, meditato, vissuto fino in fondo. Ci troveremo a scrivere, a mettere nero su bianco per i veneti in tempi stretti questa piattaforma negoziale che è per l'autonomia, la possibilità in base all'attuale normativa, all'attuale Costituzione, parlo degli articoli 116, 117, 119, che ci permettono fino in fondo di chiedere a Roma più autonomia. Un giornalista prima mi ha chiesto quali saranno le prime 3 cose che vorrà fare. Io ho risposto federalismo, federalismo, federalismo. Non abbiamo più alibi, non ci interessano, al Presidente non interessano i rapporti di forza, non ci interessano i ragionamenti da calcolatrice, da segreteria, ma ci interessa fare questa strada assieme. Il nostro obiettivo è quello di portare risultati ai veneti, di mantenere la parola, anche perché siamo coscienti fino in fondo di non avere alibi. Lasciatemi, dopo aver ringraziato tutti voi per questa grande disponibilità, io spero ci possiate seguire anche nel futuro. Vi chiedo una no-fly zone, una zona di embargo nella quale tutti noi dovremo lavorare fianco a fianco. La politica deve essere giustamente pungolata e controllata fino in fondo assieme alle opposizioni del mondo dei mass media. Però su una cosa vi chiedo di essere al nostro fianco. La stagione delle riforme ha bisogno del popolo e voi potete essere in grado, se volete, di darci una mano per coinvolgere il popolo, per controllare lo stato di attuazione delle nostre riforme, per dire Zaia
questa non sta procedendo, avevate promesso più federalismo, ma anche per dare una mano affinché i cittadini siano informati di questo. Da soli non andiamo da nessuna parte. Il mio segretario Bossi a Venezia quest'anno ha detto da soli si fa più strada, scusate, da soli si fa prima, assieme si fa più strada. Questo è il messaggio che lasciamo. Da soli si fa prima, però assieme faremo molta più strada. Ringrazio infine, e lasciatemelo fare, tutti i ragazzi del Comitato Zaia e tutti quelli che hanno lavorato in questo mese, perché sono stati molti ragazzi, molti giovani, anche meno giovani, a iniziare da Mario Nappetti, che è stato qui fisso a coordinare questo gruppo di lavoro. Ringrazio tutti i sostenitori, tutti quelli che si sono resi disponibili con volontariato autentico per questa avventura, e cercheremo di realizzare un sogno. Qualcuno mi ha detto aspettavamo questo momento dal 1797. Noi vogliamo guardare a un Veneto del futuro, a un Veneto che si saprà internazionalizzare ancora di più, a un Veneto però che è cosciente di una cosa, di avere un bilancio di 10 miliardi e 600 milioni di euro, di avere questo bilancio praticamente tutto bloccato per il 95% da spese che sono spese vincolate, non sono inutili ma sono vincolate, perché comunque sono impegni che ci siamo presi in questi anni per fare opere pubbliche, per avere una sanità degna di questo nome come quella del Veneto, e quindi noi dobbiamo assolutamente dire che ci dovrà essere il federalismo. Versiamo 12 miliardi di tasse all'anno a Roma e siamo stanchi di pensare che invece di lasciarle sui nostri territori queste tasse e lasciarci governare il nostro territorio con le nostre risorse, vadano disperse in 1000 rivoli e molto spesso disperse in contesti territoriali dove comunque l'investimento non è una costante di vita, ma lo è lo spreco. Grazie e buongiorno a tutti.